Eder, McAllister. Nelle carte dell'indagine a un certo punto compare un personaggio che secondo gli inquirenti ha le fattezze di Fulvio Covalero ed è singolare il fatto che proprio Fulvio Covalero si introdurrà nella zona delineata dagli inquirenti. I nastri gialli del mistero, il loro ruolo vitale sulla scena del crimine. In ogni angolo del mondo, il giallo vivido di un nastro che sventola può segnare il confine tra ordine e caos, tra il quotidiano e l'ineffabile mistero di un crimine. Questi nastri, più comunemente noti come nastro della polizia, sono diventati un simbolo universale delle indagini in corso. Ma qual è la loro funzione esatta e quali regole impongono ai passanti? Il ruolo del nastro. Il nastro delimitante la scena del crimine serve a vari scopi essenziali. Primo fra tutti, funge da deterrente visivo per mantenere la curiosità del pubblico a debita distanza, evitando la contaminazione di prove cruciali. In secondo luogo, stabilisce legalmente un perimetro di sicurezza dove gli inquirenti possono operare senza interferenze, garantendo che ogni dettaglio, per quanto minuto, possa essere raccolto e catalogato con precisione. La procedura di installazione. Gli investigatori, spesso in collaborazione con la polizia scientifica, decidono il raggio di sicurezza necessario e posizionano il nastro intorno all'area di interesse. Questa decisione è influenzata dalla natura del crimine, dalla posizione geografica e dall'analisi preliminare del luogo. Il nastro può quindi essere esteso o ridotto a seconda dell'evolversi dell'indagine. Regole e regolamenti. Una volta posto, il nastro diventa una barriera legale. Ignorarlo o oltrepassarlo senza autorizzazione può comportare conseguenze legali, inclusa l'accusa di intralcio all'indagine. Solo il personale autorizzato, che generalmente comprende forze dell'ordine, investigatori e talvolta personale legale, può entrare nell'area delimitata. La durata dell'isolamento. Il perimetro rimarrà in vigore finché gli investigatori non saranno certi che tutte le prove siano state raccolte e documentate adeguatamente. Questo può durare da poche ore a diversi giorni, a seconda della complessità del caso. Conclusioni. I nastri della polizia sono molto più che un semplice simbolo, sono uno strumento fondamentale per mantenere l'integrità di una scena del crimine. Attraverso il loro uso, la legge cerca di bilanciare l'urgenza della ricerca di giustizia con la necessità di metodo e rigore nell'indagine criminale. Pertanto, mentre il nastro sventola al vento, è un monito che parla chiaro, la giustizia è al lavoro, e la sua sacralità deve essere rispettata. Ho deciso di recarmi nel boschetto dove è stato trovato il corpo di Liliana, dove da oltre 2 anni ormai si continua a portare avanti la telenovela che è stata messa in atto dalle varie emittenti televisive. E quindi andare su e togliere quell'arredo urbano, quel nastro bianco e rosso un tempo, ora bianco e bianco, ma che comunque fa da location per queste rappresentazioni. Quindi è mia intenzione andare su e togliere l'arredo urbano, dopo per eventuali servizi portare avanti la telenovela da parte delle televisioni e vari organi di informazione, magari dovranno cercarsi un altro posto, perché non bisogna dimenticare che lì purtroppo è stato trovato anche il corpo di Liliana, a margine di tutto. Questo è il luogo dove è stato portato in un secondo momento il corpo di Liliana, dopo che era stato portato da un'altra parte, oltre questa rete, si dice. Questo è stato il luogo simbolo della telenovela che le varie emittenti televisive hanno portato avanti da quel giorno, da quel 5 gennaio del 2022. Ora mi pare giusto, normale, logico, serio e in segno di rispetto per Liliana che questo set televisivo venga smaltellato
e si pensi solo al fatto, e con rispetto, si pensi solo che qui 2 anni fa è stato portato il corpo di Liliana. Non so perché lui, tra l'altro, attenzionato durante l'indagine, si senta in diritto di dover andare a togliere quei nastri, ma so che in realtà lui iniziò a smantellare la scena del crimine già a gennaio 2022 facendo sparire la coperta termica gialla. Perché nessuno gli fece domande sul fatto che lui era entrato in una zona posta sotto sequestro? Forse perché tutti, lui compreso, sapevano che lì non era morto nessuno, che quello non era il vero luogo del ritrovamento. Capitolo piscina. Salvo quella mattina è in piscina ufficiale, se ne va circa alle 8, quindi come abbiamo detto prima torna a casa prima che Liliana esca, per cui non si trova quella mattina sul tragitto di Liliana. Il fatto che la palestra adiacente alla piscina sia chiusa ve lo posso confermare perché l'informazione proviene dalla struttura stessa. Quindi Gabriella quella mattina è andata o no in palestra? La risposta è comunque sì. Volevo dirti che chi ti ha informato che la palestra era chiusa può anche avere ragione. Gabriella va in palestra in città, nella stessa palestra in cui andava mio genero. Ti assicuro che apre alle 7, infatti lui parte presto prima di andare in ufficio. Questa palestra si trova verso via Roma. Quindi Gabriella quella mattina non andava alla palestra vicino alla piscina, ma addirittura a 3 km di distanza, percorrendo anche via Giulia.
Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.